Il nostro Istituto Ferraris rinasce nel 2023, rinasce grazie allo spirito di appartenenza e di collaborazione che è insito in tutto il personale. Il personale è gestito in maniera flessibile ma anche orchestrale, oserei dire, nel senso che ognuno ha il suo ruolo ben definito ma lavora in concerto con gli altri affinché le comunicazioni siano tempestive e tutto il nostro lavoro sia efficiente ed efficace. Perché per noi l'importante è curare la persona, non l'alunno, quindi la persona insegnante, la persona amministrativa e poi la persona alunno, perché se stiamo bene noi riusciamo ad infondere sicurezza, riusciamo a creare un ambiente sicuro per i ragazzi in maniera tale che si fidino di noi. La mission del nostro istituto è quella di formare cittadini consapevoli e partecipi, ma al tempo stesso studenti di successo e professionisti competenti. Questo è un impegno che quotidianamente portiamo avanti con grande dedizione e con grande passione, perché siamo convinti che l'educazione e la formazione siano i motori trainanti per lo sviluppo della nostra società. Forniamo ai nostri studenti non solo una formazione nozionistica, ma attraverso dei percorsi formativi diamo loro la possibilità di affrontare tutte le sfide future. Inoltre ci prendiamo cura del loro benessere psicofisico, offrendo loro dei servizi di supporto psicologico e anche la partecipazione ad attività sportive. Attraverso il PNRR abbiamo avuto inoltre la possibilità di adeguare gli ambienti per creare degli ambienti di apprendimento quanto il più possibile moderni, ma anche stimolanti e confortevoli. Tra le iniziative del nostro istituto annoveriamo anche la possibilità delle certificazioni informatiche sia ICDL, cioè Patente Europea del Computer, e sia Cisco, l'una molto richiesta nell'ambito lavorativo in generale, l'altra soprattutto nel settore delle reti, sia per quanto riguarda l'installazione e la configurazione delle reti, sia per quanto riguarda anche la cybersicurezza. Certificazioni che possono conseguire i nostri studenti durante il loro percorso di studi, ma che sono anche aperte al territorio e quindi alla popolazione attraverso corsi di preparazione e poi gli esami stessi per il conseguimento.